una volta che sono fatti gli acconti, i controlli devono esserci gli acconti, se no capiamo misteri. Avere una remunerazione onorabile del mio lavoro. A me non serve comprarmi il Cayenne, la Ferrari, a me basterebbe che il mio lavoro, l'amore per il mio lavoro venisse onorevolmente remunerato. Testimonianze che non lasciano indifferenti la platea della Sala Muccin del Giovanni XXIII di Belluno si levano verso il tavolo dove siedono il commissario di Avepa Fabrizio Stella, l'assessore regionale all'agricoltura Federico Canera e Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura al Senato, artefice dell'incontro con gli agricoltori bellunesi dopo mesi di difficoltà causati dal blocco dei pagamenti dei contributi. È un momento nel quale la politica ha il dovere di essere al fianco degli agricoltori, non solo a parole ma anche con i fatti. Oggi il nuovo commissario Stella ha spiegato qual è la posizione di Avepa e quali sono le possibilità che oggi hanno concrete di mettere a terra tutto quello che la politica fa. Le situazioni, pur presentate con garbo, fotografano un settore che negli ultimi mesi, almeno fino alla metà dello scorso febbraio, ha sofferto perché non ha visto un soldo dei contributi attesi da Avepa, l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, e la rabbia ha portato il mondo agricolo ad alzare la voce. Tutto a causa della modifica dei parametri sui controlli dell'Agenzia Nazionale che ha mandato in tilt entrambi gli enti. Oggi gli acconti sono arrivati al 90% circa delle aziende, il saldo entro giugno, ma il mondo agricolo bellunese, la cui specificità è indubbia, chiede certezze sui dati, la finanziabilità degli acconti e la semplificazione al 100%. La Regione, ha detto l'assessore Caner, fa quello che può e ognuno si assume le proprie responsabilità. Questo non è per scaricare colpe a nessuno, ma perché di fatto c'è una mancanza di risorse nazionali che di conseguenza ha creato questo riverbero. Per quanto riguarda la VEPA, è vero che ci sono state sicuramente delle difficoltà quest'anno perché diciamo, come più volte ho sostenuto, siamo passati anche a un regime diverso. Dal cartografico al satellitare la modifica dei controlli è stata la causa dei problemi, anche se oggi la fase del recupero dei pagamenti è netta. Canera ha posto l'accento sull'importanza nei bandi di differenziare l'alta montagna dalla montagna, che talvolta è pianura, e agli agricoltori bellunesi che lavorano in quota ha proposto di certificare i propri prodotti. Producendo già in una situazione chiamiamola biologica naturale, cioè avendo soltanto prato e animali al pascolo, devono pensare a certificare i propri prodotti in maniera biologica, perché oggi grazie al turismo si possono vendere per esempio i formaggi direttamente ai turisti e fare quei margini che consentono alle aziende agricole di sopravvivere